Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi iniziamo le catechesi sulla misericordia secondo la prospettiva biblica, così da imparare la misericordia ascoltando quello che Dio stesso ci insegna con la sua parola. Iniziamo dall'Antico Testamento che ci prepara e ci conduce alla rivelazione piena di Gesù Cristo, nel quale il mondo in modo compiuto si rivela la misericordia del Padre. Nella Sacra Scrittura il Signore è presentato come Dio misericordioso. E questo è il suo nome, attraverso cui Egli si rivela, per così dire, il suo volto e il suo cuore. Egli stesso, come narra il libro dell'Esodo, rivelandosi a Mosè, si autodefinisce così: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco all'amore e di fedeltà. Anche in altri testi ritroviamo questa formula con qualche variante, ma sempre l'insistenza è posta sulla misericordia e sull'amore di Dio che non si stanca mai di perdonare. Vediamo insieme una per una queste parole della Sacra Scrittura che ci parlano di Dio. Il Signore è misericordioso. Questa parola evoca un atteggiamento di tenerezza, come quello di una madre nei confronti del figlio. Infatti, il termine ebraico usato dalla Bibbia fa pensare alle viscere o anche al grembo materno. Perciò l'immagine che suggerisce è quella di un Dio che si commuove e si intenerisce per noi come una madre quando prende in braccio il suo bambino, desiderosa solo di amare, proteggere, aiutare, pronta a donare tutto, anche se stessa. Quella è l'immagine che suggerisse questo termine. Un amore dunque che si può definire in senso buono viscerale. Poi è scritto che il Signore è pietoso, nel senso che fa grazia, ha compassione e nella sua grandezza si china su chi è debole e povero, sempre pronto ad accogliere, a comprendere, a perdonare. E come il padre della parabola riportata dal Vangelo di Luca, un padre che non si chiude nel risentimento per l'abbandono del figlio minore, ma al contrario continua a aspettarlo. Lo ha generato. E poi gli corre incontro e lo abbraccia e non gli lascia neppure finire la sua confessione, come se le coprisse la bocca, no? Tanto è grande l'amore e la gioia per averlo ritrovato. E poi va anche a chiamare il figlio maggiore, che è sdegnato e non vuol far festa. Il figlio che è rimasto sempre a casa, ma vivendo come un servo più che come un figlio. Eppure su di lui il padre si china, lo invita a entrare, cerca di aprire il suo cuore all'amore perché nessuno rimanga escluso dalla festa della misericordia.
e la misericordia è una festa. Di questo Dio misericordioso è detto anche che è lento all'ira, letteralmente, lungo di respiro, cioè col respiro ampio della longanimità, della capacità di sopportare. Dio sa attendere i suoi tempi, non sono quelli impazienti degli uomini. Egli è come il saggio agricoltore che sa aspettare, lascia tempo al buon seme di crescere, malgrado la zizzania. E infine il Signore si proclama grande nell'amore e nella fedeltà. Com'è bella questa definizione di Dio. Qui c'è tutto, perché Dio è grande e potente, ma questa grandezza e potenza si dispiegano nell'amarci noi così piccoli, così incapaci. La parola amore qui utilizzata indica l'affetto, la grazia, la bontà. Non è un amore di telenovela. È l'amore che fa il primo passo, che non dipende dai meriti umani, ma da un'immensa gratuità. È la sollecitudine divina che niente può fermare, neppure il peccato, perché sa andare al di là del peccato, vincere il male e perdonarlo. Una fedeltà senza limiti. Ecco l'ultima parola della rivelazione di Dio a Mosè. La fedeltà di Dio non viene mai meno, perché il Signore è il custode che, come dice il Salmo, non si addormenta, ma vigila continuamente su di noi per portarci alla vita. Non lascerà vacillare il tuo piede, dice il Salmo. Non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore ti custodirà da ogni male, Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. E questo Dio misericordioso è fedele nella sua misericordia. E Paolo dice una cosa bella. Se tu, in confronto di lui, non sei fedele, lui rimarrà fedele, perché non può rinnegare se stesso. La fedeltà nella misericordia è proprio l'essere di Dio. E per questo Dio è totalmente sempre affidabile, una presenza solida e stabile. E questa è la certezza della nostra fede. E allora, in questo giubileo della misericordia, affidiamoci totalmente a Lui e sperimentiamo la gioia di essere amati da questo Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore e nella fedeltà.